Si avvicina alla conclusione il Palio Marinaro con la rievocazione storica. Quest'anno c'è una novità che riguarda domenica 22 luglio. Cosa accade? Sì, ci sarà una novità perché a Zoagli quest'anno per la terza edizione della rievocazione storica ci sarà assieme la gara finale del Palio, quindi decreteremo il vincitore del Palio. In particolar modo quale sarà il programma? Il programma inizierà alle ore 16:30 con la sfilata che abbiamo già visto altri anni in collaborazione con gli sbandieratori musicanti di Lavagna e in costume d'epoca dei nostri equipaggi della rievocazione storica. Dopodiché circa alle ore 17:30 ci sarà la prima gara che riguarderà la rievocazione storica. Al termine di questa gara ci sarà nuovamente un intermezzo con uno spettacolo degli sbandieratori di Lavagna per poi arrivare alle 18:30 quando si terrà la gara finale per decretare il vincitore del Palio di questa edizione 2018. Come si conclude il pomeriggio? Il pomeriggio si concluderà alle ore 19:30 sempre nella bellissima piazzetta di Zoagli con la premiazione finale sia del vincitore della terza edizione della rievocazione storica e sia del Palio Remiero edizione 2018. Ne approfitteremo anche per premiare quelli che sono stati i partecipanti all'edizione 2018 dei Vetroresina che ha fatto le gare di contorno durante le 3 gare del Palio. Più o meno arriveremo intorno alle ore 21. Alle 21:30 poi ci sarà lo spettacolo quest'anno molto divertente, rivolto soprattutto ai giovani ma anche ai meno giovani, in quanto sarà musica anni 70-80 di una band molto rinomata che saranno i Funk Asso. E quest'anno c'è un'altra novità, un gemellaggio tra chi? Sì, è il gemellaggio con Pallanza, il Palio di Pallanza. È un palio che riprende moltissimo le tradizioni, le nostre tradizioni del Tigullio, è molto simile, con imbarcazioni, se vogliamo, un po' più folcloristiche, ma dove comunque anche lì il timoniere si deve buttare nel lago, in questo caso, e salire in cima alla palizzata e quindi viene chiamato come da noi la scimmietta praticamente.